Buongiorno, ben trovati in diretta con Focus TG. Trascorreremo assieme un'ora come ogni sabato con diversi collegamenti dalle nostre province per raccontarvi tutto quello che sta accadendo o è accaduto o sta per accadere in Veneto. Innanzitutto vi diamo un aggiornamento per quello che riguarda le condizioni meteorologiche. Come sapete oggi è per ora una bella giornata, però nel bollettino che è stato appena diffuso dalla Regione Veneto si segnala che tra la serata e le prime ore di domenica potranno verificarsi rovesci e temporali soprattutto nelle zone centro-settentrionali della regione. Per quanto riguarda la situazione dei nostri fiumi, per quello che concerne l'Adige, il livello a Verona è sceso sotto la seconda soglia e in lenta crescita oltre la seconda soglia a Boara Pisani, però la situazione è sotto controllo. Il Brenta, il colmo è già transitato nella sezione di bassa pianura di Corte con livelli inferiori alla prima soglia di guardia, livelli in calo anche a Barzizza e a Limena, entrambi sotto la seconda soglia e prossimi alla prima, per cui vedete una situazione davvero molto tranquilla. Il Bacchiglione, i livelli sono scesi sotto la prima soglia in tutte le sezioni. Per quello che riguarda il Piave, lo stesso, livelli scesi sotto la prima soglia in tutte le sezioni. Il comunicato è appena arrivato, lo stiamo leggendo assieme. Per quello che concerne il Livenza, invece, livelli in lento calo a San Cassiano. Il colmo sta transitando in queste ore a Tremeacque e a valle i livelli sono in lenta crescita. Infine il Tagliamento, livelli in calo in tutte le sezioni. Alla Tisana il livello è sceso da poco sotto la seconda soglia. E allora andiamo a vedere come si è vissuta a Padova questa emergenza con gli occhi puntati sul Bacchiglione. Attesa per la serata è passata come previsto tra le 21 e le 22 di ieri la piena del Bacchiglione a Padova, innalzando il livello del fiume ma senza provocare danni, nemmeno nelle aree golenali della Paltana, notoriamente le più basse della città e quelle più a rischio, che sono state costantemente monitorate dalla Protezione Civile. Il fiume a Volta Barozzo ha superato gli 11 metri al limite del primo livello di guardia, 3 metri a Ponte San Nicolò e 4 a Bovolenta. Rientrati anche i livelli del Muson dei Sassi nell'Alta Padovana. Le opere hanno tutelato il territorio, ha detto il presidente della provincia, Sergio Giordani. Ha detto bene, c'è stato qualche problema, Muson dei Sassi, Bacchiglione, ma problemi di allerta. Devo dire grazie alla Protezione Civile sia per quanto riguarda quelle comuni di Padova sia quanto riguarda la provincia, perché hanno monitorato in continuazione anche di notte, per cui sono stati molto bravi. Però Padova ha retto in maniera tranquilla, grazie anche ai lavori che sono stati fatti dalla regione, dalla provincia e dal comune, per cui abbiamo passato questa paura. La Protezione Civile comunque continuerà il monitoraggio degli argini in previsione dell'acqua che sta ancora scendendo dalla montagna. Per tutta la notte la Protezione Civile ha monitorato anche l'Adige, dove nelle prime ore del giorno è transitata la piena Boara Pisani ed Anguillara Veneta. L'allerta comunque rimane per le piogge previste in serata. Voi avete sentito come vi abbiamo annunciato prima, il livello dei fiumi in questo momento non desta preoccupazioni, però sono previsto un ritorno del maltempo dalla serata, per cui bisognerà stare ancora attenti. Nel frattempo però, per questa ondata che si è appena conclusa, questa ondata di maltempo, è già cominciata la conta dei danni. Sono svariati milioni di euro a fare la parte del Leone e la costa del Veneto, della provincia di Venezia soprattutto, a partire da Jesolo. Il periodo è storicamente quello delle mareggiate, ma quest'ultimo passaggio di maltempo ha lasciato particolarmente il segno sulle spiagge di Jesolo. Da lunedì comincerà ad essere asportato tutto il legname che si è accumulato sulle spiagge e solo questa operazione dovrebbe avere un costo attorno ai 200.000 euro. Poi ci sono i danni agli stabilimenti e alle dune di protezione. Sono sicuramente ingenti i danni al patrimonio privato, però ci saranno anche danni al patrimonio pubblico, perché ovviamente tutta questa sabbia che è stata erosa dovrà essere giocoforza riportata nella prossima primavera e sicuramente saremo sopra il 1 milione di euro di danni. Quindi i danni sono contenuti, nel senso che riguardano una porzione del territorio, però sono assolutamente ingenti e non ce la faremo ovviamente solo come comune a sostenerli. A Jesolo Pineta si trova il tratto di litorale storicamente più a rischio erosione, una circostanza confermata anche questa volta. Siamo nella zona più critica di Jesolo, una delle zone più critiche di Jesolo, una zona più esposta alla mareggiata, e quando il forte vento e il mare batte succedono queste situazioni qua. Non è rimasto niente praticamente? No, praticamente non è rimasto niente. Nei scorsi giorni aveva lambito un pochino la passeggiata, ma questa notte col forte vento
è stato portato via tutta quanta la passeggiata. Secondo una prima stima, qui la mareggiata ha portato via circa 20.000 metri cubi di sabbia accumulati sulle dune. Rimettere a posto la spiaggia non sarà semplice e c'è già qualche timore per la prossima stagione. Ovviamente la voce va alla Regione, sappiamo che è sempre vicina e quindi non abbiamo dubbio che risponderà, però noi ogni anno impieghiamo almeno 500.000 euro per il ripascimento con il bilancio del Comune, sono delle cifre molto importanti. Quest'anno andremo sicuramente oltre, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno ulteriore. Questa dunque è la situazione a Jesolo, più in generale nella costa veneziana. Adesso andiamo a vedere com'è la situazione nel Vicentino. È finita l'emergenza. Dopo l'ultima notte insonne, di passione, di massima attenzione, il cielo sopra il Vicentino si schiarisce. Dopo giorni grigi, pesanti, di incessante pioggia, tornano a vedersi sprazzi di cielo. L'allerta non è più rossa, ma quella idraulica e idrogeologica cala a livello giallo per possibili fenomeni localizzati. Il peggio sembra essere passato. È stata sicuramente una notte di grande preoccupazione. Al momento, per fortuna, possiamo dire che l'impatto sulla città è stato leggero, nel senso che non abbiamo avuto, dal punto di vista delle segnalazioni dei cittadini, nessun tipo di segnalazione rilevante. Vicenza non dimentica la grande alluvione di Ognissanti del 2010, ma ha imparato. In questi 13 anni molto è stato fatto per proteggere la città, i paesi, le case. Sono stati rinforzati gli argini nei punti più fragili, è stata organizzata meglio la comunicazione con i cittadini, molto più tempestiva. Sono stati perfezionati i meccanismi di allerta della protezione civile, ma soprattutto sono stati creati i bacini di laminazione. Quello di Caldogno è stato utilizzato nelle scorse ore per attenuare la piena del Bacchiglione ed è stata attivata anche la cassa di laminazione di Montebello. Quando si è aperto il bacino di Caldogno abbiamo visto come ha rallentato in modo importante il Bacchiglione fino poi a fermarsi e a cominciare a calare, come invece quello che ci ha creato un pochettino più di preoccupazione, soprattutto in nottata, è stato il Retrone che ha aspettato molto per fermarsi e poi finalmente poi a un certo punto ha cominciato a rallentare ma poi anche a calare. Il Bacchiglione, il Retrone, ma anche il Tesina, Torri di Quartesolo sono rimasti nella soglia. In mattinata a Vicenza sono stati puliti i fiumi dai rami e dagli alberi pericolanti, con sistemazione delle strade e chiusura delle buche. I parchi comunali domani potrebbero essere riaperti, così come le scuole negli 84 comuni che si trovavano in fascia rossa. Dovrebbero migliorare le condizioni meteo, sentendo le previsioni, per cui non dovrebbero esserci problemi per domani mattina, anche se nelle scuole del Vicentino ci sono poche attività didattiche il sabato, perché molte scuole hanno una settimana corta, quindi dal lunedì al venerdì. Le condizioni meteo sembrano in miglioramento, poi so che è previsto anche un peggioramento per domenica. Comunque, come ho detto, valutiamo di momento in momento. Non è detto che sia finita. Nei prossimi giorni si continuerà a seguire l'evolvere della situazione meteorologica. Ma intanto la settimana di Ognissanti, quella che storicamente ha lasciato le cicatrici più profonde nel Vicentino, per questo 2023 finisce così, con un bellissimo arcobaleno che ha abbracciato il cielo sopra Vicenza. Dunque avete sentito l'importanza degli argini, delle casse di laminazione, non vale solamente per Vicenza, vale per tutta la regione, anche nel Trevigiano è stata attivata per la seconda volta in una settimana la cassa di espansione di Riese Pio X che ha salvato dagli allagamenti Castelfranco e i comuni dell'Alta Padovana. Se tutta l'acqua che vediamo qua fosse scesa ieri sera con quell'altezza del Muson che è arrivato a 3,100 m, a 3,10 m, sarebbe andato sicuramente da qualche parte e ci avrebbe creato qualche bel grosso problema. È stato fondamentale per Castelfranco Veneto e per i comuni lungo l'asta del Muson, mi viene in mente Loreggia per esempio, l'attivazione della cassa di Riese Pio X. Tira un sospiro di sollievo Castelfranco, come i comuni dell'Alta Padovana, da Loreggia al Campo San Pierese, ma anche Castello di Godego, dove fortunatamente senza causare danni in via Pagnana è esondato il Brenton, affluente del Muson. Attivata per la prima volta in occasione del maltempo della scorsa settimana la cassa di espansione
l'espansione di Riese ha salvato questi territori. Noi eravamo arrivati ad un livello di 3,10 metri, ieri sera attorno alle ore 20, e hanno cominciato a laminare un po' prima e via via il livello è sceso fino a 2,50 metri, 2,60 metri. Bacini di laminazione, modelli previsionali e interventi di sicurezza idraulica stanno dimostrando di funzionare. Il sistema funziona nel Veneto, funziona e c'è sempre da stare accorti perché l'eccezionalità può succedere, però la prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto limitati. Dove siamo stati a vedere la situazione nel veneziano, nel padovano, nel vicentino e nel trevigiano. Adesso andiamo in provincia di Belluno, dove continuano le ricerche di Walter Locatello, il pompiere scivolato in un canale in Alpago. L'uomo, che a 44 anni, stava aiutando il padre posizionando alcuni sacchi di sabbia a protezione dell'abitazione dei genitori. Noi ci colleghiamo adesso per tutte le ultime novità con Fabio Fioravanzi. Buongiorno. Pronto? Sì, noi ci siamo, Fabio, ti sentiamo forte e chiaro. Pronto? Credo che ci sia un problema quindi con il collegamento telefonico di Fabio Fioravanzi. Allora noi andiamo avanti nel frattempo che cerchiamo di ripristinare il collegamento, continuando a parlare di maltempo nel Bassanese, per esempio, dove l'emergenza non è ancora ufficialmente rientrata. Abbiamo sentito che diversi rannuvolamenti e acquazzoni potrebbero verificarsi in serata. Molti comuni hanno trascorso le ultime ore in apprensione per la pioggia e il forte vento, come a Marostica. La perturbazione per cui era scattata l'allerta rossa anche per la fascia pedemontana è ormai in via di esaurimento. La pioggia e il vento, generalmente ormai calato, anche se non si esclude fino a domani pomeriggio il passaggio di qualche locale perturbazione. La notte scorsa però ha tenuto in apprensione molti comuni del Bassanese che hanno costantemente monitorato gli effetti della forte pioggia e vento, come Marostica, dove 50 volontari sono stati impiegati in una trentina di interventi. Noi siamo stati colpiti in modo trasversale in tutti gli ambiti, dalla caduta piante, caduta massi, alla fuoriuscita di alcune rogge, anche su strada provinciale, eravamo anche nel bollettino regionale di ieri sera, e l'allagamento di alcune vie, oltre che gli smottamenti di vario genere. Quindi di fatto abbiamo avuto tutto il corollario delle problematiche che potevano subentrare. Le zone collinari di Marostica e soprattutto la parte alta, Valionara, Crosara. Delle persone rimaste in pane con una pianta a 5 metri, siamo dovuti intervenire per aiutarli a svincolarsi da tutti i rami, perché giustamente se in collina arriva una pianta davanti il cofano, non è una situazione sicuramente piacevole. Forse anche i frontisti dovrebbero stare più attenti agli passi carrai dove appunto si fermano i detriti, e allora non ci sarebbero problematiche. Quindi un invito anche in questo momento per prevenire ai cittadini e ai frontisti che è molto importante tenere pulito i fossati. A proposito del coinvolgimento dei cittadini, il sindaco ricorda che nel recente passato almeno 5 episodi in cui il loro intervento ha ostacolato e bloccato il lavoro degli operai comunali per evitare il taglio degli alberi pericolosi lungo gli alvei, impedendo così la necessaria attività preventiva di manutenzione. Questo crea non pochi problemi. Ritengo che non sia più tollerabile, perché poi queste persone se ne stanno al caldo sul divano durante l'emergenza e tocca ai volontari di protezione civile andare ad aiutare le persone. Come amministrazione useremo un pugno molto duro e c'è la volontà, la disponibilità naturalmente ad ascoltare le varie idee, proposte, tutto quanto, ma quando c'è di mezzo la sicurezza delle persone non ci sono se ma che tengono, si deve operare e siamo pronti anche a intervenire nelle prossime situazioni, se dovesse succedere, con le denunce per interruzione, che sono denunce penali, di interruzione del pubblico servizio. Allora, questo è il sindaco di Marostica. Vediamo se siamo più fortunati nel nostro collegamento con Fabio Fioravanzi dal Bellunese per le ricerche del vigile del fuoco disperso. Fabio, ci senti? Sì, ti sento. Noi forse sarà la linea o anche le tante telefonate che ci stanno ovviamente susseguendo qui sul lago di Santa Croce, che sono tantissimi i vigili del fuoco che stanno cercando lo sventurato collega. Oggi le condizioni meteo sono decisamente
diversa e quindi più favorevole per avere la speranza di poter trovare Walter Locatello. Chiaramente dire che si speri ancora di trovarlo in vita fa a botte con la realtà dei fatti. È passato molto tempo, se fosse ancora vivo sarebbe riuscito ad arrivare su una riva, lo avrebbero trovato, invece purtroppo di lui non c'è ancora nessuna traccia. La speranza è quella di poterlo restituire alla famiglia, alla moglie, diventata mamma appena ad agosto, e ai genitori, perché poi ci possa essere un luogo dove piangerlo. Sono impegnati in tutti i modi, in ogni modo, con squadre arrivate da Venezia, da Padova, con i droni che oggi si sono potuti sollevare per esaminare la superficie del lago. Un lago, quello di Santa Croce, che non è piccolo, ricordiamo che è il secondo lago più grande del Veneto, con l'elicottero, ma le ricerche in superficie non hanno dato nessun esito. La possibilità, la più verosimile, è che il corpo del povero Locatello si sia incastrato sotto un qualche tronco, o cosa ancora peggiore, sia finito sotto il fango. La speranza è che possano individuarlo i vigili del fuoco del corpo sommottatori che si stanno immergendo in acqua per cercarlo, o che possa individuarlo l'ecoscandaglio che fa dei monitoraggi e che potrebbe dire ai colleghi dove si trova la salma. Sono ricerche chiaramente più facili oggi per il tempo, che sembra quasi come un sole estivo, ma l'acqua è ancora torbida, non tutto il lago chiaramente permette una visibilità buona. Si stanno anche studiando le correnti per capire dove dal Rui la corrente possa avere portato il corpo. A bordo lago l'acqua è marrone, c'è proprio una fascia, è come se ci fossero due entità diverse. Ci sono delle fasce a bordo lago di 20-30 metri di acqua marrone, e poi vedi l'acqua azzurra verso il centro, due cose totalmente diverse, e si studiano appunto in questo senso gli spostamenti dell'acqua per cercare di capire cosa possa avere fatto il lago. Ricordiamo i colleghi Stefano Bozzi, Tiziana Bolognani, che erano sul luogo dove lui è scivolato in acqua. La sera in cui è scivolato in acqua mi raccontavano di un torrente, di un canale con acqua torrentizia che faceva davvero impressione. Lo stesso comandante dei vigili del fuoco, che abbiamo avuto anche ieri in diretta, diceva al momento si parlava di 2 metri d'acqua. Già ieri, quando scandagliavano metro per metro lo stesso canale, si vedevano i vigili del fuoco con l'acqua arrivare fino alle ginocchia, quindi è una massa d'acqua enorme, è andata ed è finita tutta nel lago, e si è visto anche con dei tronchi, quindi è da capire quello che può essere successo, ma davvero l'impegno in questo senso è notevole e ammirevole da parte di tutti i vigili del fuoco, che penso non stiano cercando neanche un collega, ma forse anche per quelli che nemmeno lo conoscevano stiano cercando un fratello. E in questo senso ha colpito l'immagine di Giampaolo Bottacin, l'assessore regionale alla protezione civile, che è arrivato da solo. Un Bottacin che siamo abituati a vedere circolato da persone, sempre preso nelle 1000 richieste, nei 1000 impegni, nelle 1000 problematiche della protezione civile. Arrivare da solo. Abbiamo scambiato 2 parole, ma ha detto: non sono qui in veste pubblica, sono qui per un amico. E credo che questo sia il sentimento un po' di tutti, con il desiderio di poterlo restituire alla famiglia, alla moglie, appunto diventata madre appunto soltanto lo scorso agosto, e ai genitori che non riescono a farsi una ragione di quello che è successo, pensando che è scivolato in acqua di fronte al padre Gaetano, che delle persone l'hanno visto nel torrente per alcune centinaia di metri. Pare che abbiano anche cercato di lanciare delle corde, una corda perché potesse aggrapparsi, parrebbe che l'avesse quasi preso, ma poi il bagnato non gli abbia permesso di mantenere la presa e non ce l'abbia fatta. La speranza anche loro che entro oggi
le ricerche possano dare un risultato. Certo, grazie Fabio Fioravanzi per la sua corrispondenza dal Bellunese. Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati su questa tragedia che si è verificata a causa del maltempo. Adesso ci spostiamo a Meduna di Livenza, dove c'è Edi Kaliman per noi con Alberto Pivetta per le ultime novità. Te la linea, Edi. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo a Meduna di Livenza e sono in compagnia di Tamara Moretto, presidente della Protezione Civile, consigliera comunale con delega alla sicurezza urbanistica e territorio, perché Livenza è stato uno dei fiumi del Basso Piave, ma particolarmente attenzionato in questi giorni, una piena che non accenna a diminuire, anche se per ora non desta sospetti, ma chiediamo tutto alla Presidente. Buongiorno a tutti, grazie mille della parola. Sì, esatto, da venerdì mattina abbiamo aperto il COC, stiamo monitorando il livello del Livenza, per il momento siamo a 5,25 m, è rimasta costante da circa 3 ore, quindi insomma siamo propositivi da questo punto di vista. Per il momento la situazione è tranquilla, ci si aspetta qualche precipitazione nel pomeriggio tardo sera e quindi niente, siamo in contatto con i vari enti per tenerci sotto controllo insomma sullo sviluppo meteo e per accordarci sullo sviluppo poi anche dell'emergenza e sulle attività di protezione civile. Infatti Filippo è ancora allerta maltempo per questa sera, zona rossa, quella che bagna i territori, per i territori bagnati da Livenza, Lemene e Tagliamento, fiumi che abbiamo visto in questi giorni, ne abbiamo dato contezza anche con i nostri telegiornali di quanto possano far paura fiumi del genere con delle piene così. Chiedo quindi se è prevista qualche dispiegamento di forze della protezione civile particolare per questa sera. Per questa sera abbiamo le nostre squadre di monitoraggio, per il momento siamo tranquilli, quindi abbiamo un reparto di 3-4 uomini che si turneranno questa notte come la notte scorsa per il controllo e il monitoraggio dell'acqua ogni ora. Per il momento siamo tranquilli, quindi diciamo che non abbiamo bisogno di ulteriori mezzi. Poi se l'attività è in via di sviluppo saremo pronti insomma, a intervenire. Abbiamo visto come in questi giorni i bacini di laminazione, soprattutto di queste zone, abbiano salvato molti paesi. Resta la questione argini. Ci raccontavi poco fa a microfoni spenti di quanto abbia fatto paura nel 2012 il Livenza e quanto è importante la manutenzione degli argini. Sì, assolutamente. La pulizia degli argini e soprattutto anche l'attenzione da parte del genio civile come il bacino di Pratigai, insomma importante bacino di laminazione, potrebbero essere la salvezza per questi comuni, non solo per Meduna di Livenza ma anche per i comuni a noi vicini. È sempre un tema scottante ogni anno, insomma, la piena del Livenza, l'acqua alta. Diciamo che opere importanti come il bacino di Pratigai e la pulizia degli argini possono essere la nostra salvezza. Noi diamo una notizia, Filippo, se mi permetti, sono ancora qualche secondo, perché poco fa è stato diramato un bollettino dalla Regione che ci racconta il dispiegamento di forze di uomini e donne volontari di questi, per la piena per il maltempo di questi giorni, e sono ben 1439 i volontari appartenenti a ben 210 organizzazioni di volontariato e di protezione civile per attività di monitoraggio, logistiche e di interventi a supporto appunto delle persone nonché degli enti. Abbiamo visto anche, testimoniato anche noi con le nostre edizioni straordinarie di quanto il lavoro di questi volontari è importante, e visto che ho la Presidente della Protezione Civile di Meduna, chiedo a lei come è stato organizzato questo lavoro e come siete stati sul territorio. Certo, dunque venerdì mattina abbiamo aperto con il sindaco Arnaldo Pittoni il COC, quindi lo stato di emergenza, dopodiché insomma ci si sussegue durante la giornata con varie squadre di monitoraggio dove ogni ora si va a prendere praticamente la misura del Livenza. Siamo proprio nel punto esatto qui dove la protezione civile monitora il livello del Livenza e quindi poi dopo ci si confronta con i vari enti, genio civile, ufficio tecnico comunale, provincia, enti anche colleghi della protezione civile dei comuni limitrofi per capire la situazione insomma e capire eventualmente come poter intervenire. Filippo, da Meduna, se non hai domande con Alberto Pivetta io ti restituirei la linea. Grazie a Edi Kaliman, al suo ospite, naturalmente anche ad Alberto Pivetta che ha curato questo collegamento dal punto di vista tecnico. Ci sono anche polemiche però che hanno seguito questa ondata di maltempo. Una riguarda le scuole che sono rimaste chiuse in tantissimi comuni, 256 in Veneto, 42 in provincia di Treviso. Una decisione quindi che ha sollevato diverse discussioni non solo da parte delle famiglie. Con la paura di assumersi responsabilità,
si è esagerato nel chiudere le scuole, perché io parlo della mia provincia, quasi tutta la provincia di Verona ha avuto le scuole chiuse, compreso il capoluogo. Pericoli di esondazioni non ce n'erano. Giusto essere prudenti, ma non per scaricare le responsabilità e scaricarsi così la coscienza. Flavio Tosi, leader di Forza Italia, durissimo oggi contro i provvedimenti presi dai prefetti anche su indicazione dei primi cittadini. Un'emergenza, insomma, che per Tosi di fatto non ci sarebbe stata, non dovunque, non tanto da mettere in difficoltà le famiglie che si sono dovute organizzare in pochissimo tempo. Ci fosse una reale emergenza, un pericolo di esondazione, è vero, capisco, ma in realtà questo problema non c'era e non c'è. È stato un sindaco, Flavio Tosi, sono sicuro che capisce certe scelte e tenta così di smorzare la polemica l'alleato del centrodestra e presidente ANCI Veneto, Mario Conte. Poi con il senno di poi magari alcune zone non sono state così tanto colpite, ma dico per fortuna, meglio essere più prudenti che troppo leggeri. Come il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. La prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, queste stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto limitati. Questa è la sostanza. Poi se qualcuno critica perché non è successo niente, si poteva, quindi là non c'è niente da fare, ci sono e ci saranno sempre. Conte ha elogiato oggi l'operato dei primi cittadini, sempre in prima linea a fianco della protezione civile. Un grazie ai volontari, ai cittadini, ai tecnici, alle forze dell'ordine. Ora, dice, l'obiettivo è riportare l'attenzione sul rischio idrogeologico del nostro territorio. Dobbiamo continuare in modo attento, scrupoloso e anche severo a evidenziare quelle che sono le potenziali criticità da un punto di vista idrogeologico dei nostri territori per chiedere soluzioni. Allora adesso torniamo a collegarci con la provincia di Venezia, ci colleghiamo con Anna Maria Parisi che si trova a Favaro Veneto assieme a Simone Merlo, dove è in corso una mobilitazione da parte di un comitato. Tra poco Anna Maria ci spiegherà anche perché, credo faremo anche un po' il punto su quello che è stato il passaggio del maltempo nella provincia di Venezia. A te Anna Maria. Eccoci Filippo, buongiorno. Sì, oggi la conta dei danni che vede una stima di 10 milioni di euro di danni da maltempo lungo il nostro litorale, vale a dire da Jesolo a Cavallino, Caorle, Bibbione, tornando verso Sottomarina di Chioggia e Isola Verde. La disperazione dei sindaci che lamentano il fatto come con il maltempo ogni volta si debba purtroppo assistere all'erosione delle spiagge, quindi anche ai danni a un patrimonio pubblico come privato, così come quando le mareggiate portano via anche parte degli stessi stabilimenti balneari. Conta dei danni che vede anche un ingente quantitativo di legname spiaggiato durante appunto queste mareggiate, che deve essere ora portato via con altrettanto ingente dispiegamento di forze, ovvero non soltanto di uomini e mezzi, anche e soprattutto economici. E infatti di questi 10 milioni di euro ben 8 sono quelli riferiti ai danni da maltempo lungo il litorale, e proprio durante una di queste giornate, durante il maltempo, nonostante la forte pioggia e il vento incessante, giusto ieri qui dove ci troviamo noi, in quella di Cassolaro a Mestre, nel bosco di Mestre, area vincolata da un vincolo ambientale, paesaggistico e anche agricolo, qual è quello di questo campo in cui ci troviamo noi, Filippo, sono venuti dei tecnici per effettuare dei carotaggi. Perché? Perché dove ci troviamo noi, che con le immagini di Simone Merlo, ecco adesso le gira un po', fa vedere dove siamo, è a ridosso di una strada non molto frequentata, ma di case bellissime immerse in questo bellissimo verde del bosco di Mestre, dove la gente viene, non soltanto i residenti, ma la gente da Mestre arriva qui in bicicletta per trovare un po' di aria buona e sana. Vediamo il comitato dei cittadini di Cassolaro, che ieri ha detto basta all'ennesimo progetto che ci viene
come dire, imposto dall'amministrazione comunale senza nemmeno metterci a conoscenza, senza tenere un'assemblea pubblica. Un progetto contro i tralicci della media e bassa tensione che dovrebbero essere posizionati proprio qua. Buongiorno. Buongiorno, io sono Luca Pollazzon, sono il portavoce del Comitato dei Cittadini di Cassolaro. Noi siamo qua perché stiamo tentando di scongiurare un'opera che è prevista qui attigua alle case, una centrale di trasformazione alta, media, bassa tensione per la precisione. Un'opera impattante che va a stravolgere praticamente la frazione, perché qui da tempo immemore ci sono case a 2 piani con il giardino. Ci ritroveremo con un'opera industriale che di fatto non era prevista, non sapevamo nulla, è una cosa che è un progetto di distribuzione che ha deciso, non si sa per qual motivo, di andarla a posizionare in un'area che si incastra tra le case che vediamo qua e l'autostrada. Di fatto è un'opera impattante, dimensioni si vedono da questo cartello che abbiamo fatto in maniera artigianale, sono 12.800 metri quadri, verrà pavimentate 5.000 metri quadri di pavimento, esatto. È previsto un fabbricato in cemento armato dove poi andrà a contenere tutte queste opere, sono previsti dei tralicci di 18,50 metri e la potenza complessiva che verrà trattata da questo impianto sempre è quella di 80 milioni di watt, quindi è una cosa che con un grande inquinamento in questo senso anche, diciamo quindi che qua ci sono tanti bambini, questa è un'area comunque che ha tantissimi vincoli, quindi voi vi domandate come mai possono essere stati ottenuti questi permessi? Perché è stata individuata quest'area, noi riteniamo che ci sono sicuramente delle zone più idonee, lontane dalle abitazioni, dove quest'opera trova il suo contesto naturale, cosa che non è diciamo idonea per Cassolaro. Anche quindi perché... voi chiedete innanzitutto che venga spostato, che il progetto subisca una variazione, ovvero venga spostato, e avete già identificato l'area, che non volete sia un'altra area abitata quale questa, ma un'area industriale. L'avete identificata dove? Ma diciamo che da quello che sembra il progetto è stato posizionato qua perché deve intercettare queste linee elettriche esistenti dell'alta tensione. Questa linea qua attraversa e va verso la zona industriale della EV di Dese, e ci sono degli spazi che sono sicuramente più idonei dove va posizionata quest'opera, che non è impattante come lo è qui a 5-10 metri dalle case, ecco, diciamo così. Chiedete subito un confronto con l'amministrazione comunale, quindi un incontro, e dopodiché laddove, da quanto ho capito, doveste comunque continuare a vedere un muro da parte dell'amministrazione comunale, siete pronti a grandi mobilitazioni, vero? Sì, diciamo che l'opera è al vaglio della città metropolitana, perché il comune non è di competenza per questo tipo di interventi. Sicuramente sarà la prima di tante altre battaglie che vorremmo portare avanti per vedere di scongiurare quest'opera vicino alle case. Riteniamo che buon senso da parte dell'amministrazione, ma anche di chi poi ha commissionato quest'opera, è quella di non andare a impattare in questo modo nei confronti delle abitazioni esistenti. Certo, perché sì, è stato un lapsus il mio, certamente, però il sindaco della città metropolitana chi è? Lo sappiamo chi è, e quindi ripeto. In questo senso voi dite, chiediamo, sì, in questo senso ho detto che chiedono un confronto con l'amministrazione comunale, perché il sindaco della città metropolitana è sempre Brugnaro. È sempre Brugnaro, certo. Ecco, diciamo che noi vorremmo che quest'opera fosse posizionata altrove, ma non per tirarla via dalle case nostre e posizionarla attigua ad altre case, perché queste opere ne abbiamo tutti bisogno di elettricità, di energia elettrica, però bisogna trovare delle zone idonee dove posizionarle che non sono impattanti per la popolazione, insomma. Chiaro, è stato chiaro. E quindi questo dal fronte del comitato del no contro questi tralicci della media e bassa tensione che andrebbero a trovare casa secondo questo progetto proprio qui in un'area verde soggetta a diversi vincoli. E da Cassolaro con il comitato omonimo è tutto, linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi e Simone Merlo per questo collegamento da Favaro Veneto. Focus TG si ferma per un istante e ci rivediamo tra pochissimo.
Nuovamente in diretta con Focus TG, doverosamente occupato anche dal maltempo che sta attraversando, che ha attraversato e potrebbe riattraversare la nostra regione. Adesso vediamo da Vicenza quali sono le ultime novità nel servizio di Daniele Garbin. Con la riapertura delle scuole oggi viene ribadita la fine dell'emergenza maltempo che ha colpito anche il Vicentino nella settimana di Ognissanti. Formalmente chiusi oggi gli ultimi COC che hanno monitorato il deflusso degli effetti delle due perturbazioni che hanno colpito i comuni soprattutto della fascia pedemontana con forte vento e precipitazioni concentrate. Delle vere e proprie bombe d'acqua tipiche del periodo estivo che hanno prodotto due picchi concentrati di 115 e 120 mm di pioggia e che hanno comportato l'allarmante innalzamento improvviso dei livelli di fiumi e torrenti, in particolare del Bacchiglione. Due ondate temporalesche in assoluto non di straordinaria intensità, ma che avvenute in tempi ravvicinati non hanno consentito al territorio di assorbirne gli effetti. A protezione delle aree critiche del Vicentino, i diversi bacini di laminazione realizzati negli ultimi anni dopo l'alluvione del 2010. Quello di Caldogno, aperto per 3 ore la notte scorsa, ha abbassato il livello del Timonchio di 80 centimetri. Quello di Montebello ha assorbito quasi 1 milione di metri cubi in 6 ore. Pronto ad intervenire a Costa Bissara e Isola Vicentina il bacino dell'Orolo. Una prova generale che si è conclusa positivamente e senza conseguenze devastanti del territorio, ma che impone la necessità di realizzare e completare presto altre infrastrutture come quella contro le piene dell'Astrico e Tesina nel territorio tra Sandrigo e Breganze e la diga di Meda. E una frana si è verificata sulla strada regionale 50 Grappa-Passorolle questa mattina attorno alle 9. La strada è chiusa e consentito il transito a senso unico alternato tramite quindi una stradina laterale ma uno alla volta. Nessun mezzo risulterebbe essere stato colpito dai massi che sono caduti. Forse è previsto anche un sorvolo con l'elicottero per le dovute verifiche. Non solo il maltempo di questi giorni, oggi Zenzon di Piave ricorda l'anniversario della drammatica alluvione del 4 novembre del 1966. Le immagini dell'epoca inviateci da Gualtiero Bisiolo, le vedremo tra un istante, che su quel evento ha raccolto insieme a Carlo Dariol in un libro Testimonianze e fotografie, raccontano attraverso la voce di chi l'ha vissuta la devastazione portata dall'esondazione delle Piave che eruppe gli argini proprio a Zenzon, seminando morte e danni ingentissimi. Qui come a Noventa e a San Donà di Piave, tanto che a visitare le zone devastate venne anche l'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, che incontrò le comunità colpite dalle inondazioni. Voltiamo pagina, grave incidente stradale tra Monselice e San Pietro Viminario, ferito un 26enne di Arre. Schianto nella notte e in gravi condizioni un automobilista di 26 anni rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale a San Pietro Viminario. Lo schianto intorno alle 4 in via Avanzo. Il ragazzo, dopo aver perso il controllo dell'auto per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un muretto stradale. Sul posto sono intervenuti i pompieri arrivati da est che hanno messo in sicurezza l'auto ed utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per estrarre il conducente 26enne residente ad Arre. Gravemente ferito il 26enne è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell'alba. Si prospetta una maxi multa per una pasticceria di Capriccio di Vigonza che è stata controllata dalla squadra amministrativa della questura di Padova e sarebbero state riscontrate numerose irregolarità, dalla errata conservazione di alcuni prodotti alla mancata segnalazione di area videosorvegliata. Potrebbe scattare una sanzione che supera i 20.000 euro. Ed ora voltiamo pagina e parliamo di politica fumata nera per la nomina del presidente del Consiglio di Bassano del Grappa e fuori dal municipio scoppia un violento litigio. Non viene eletto nessun consigliere e nessuna consigliera alla carica di presidente del Consiglio Comunale.
Questa nomina del Presidente del Consiglio che aspettiamo ormai da 4 mesi, ed è davvero molto strano che non si riesca a votare il Presidente del Consiglio comunale, è in realtà, a mio modo di vedere, la punta di un iceberg. E l'iceberg è una guerra senza quartiere, ormai una guerra tra bande che si sta consumando all'interno della maggioranza. Una guerra tra bande all'interno della maggioranza, così dice Poletto, che non permetterebbe la corretta gestione della cosa pubblica. Ormai una maggioranza allo sfascio, dichiara, e in quello che doveva essere un consiglio comunale più soft dei precedenti, con unico punto importante, la nomina del presidente del consiglio comunale che andasse a sostituire Stefano Facchin, dimessosi lo scorso luglio, esplode la bomba. Non solo fumata nera, ma al termine della seduta fuori dal municipio è scoppiato un violento litigio tra i due papabili, o quasi, presidenti del consiglio comunale, Roberto Gerin, Lega, e Antonio Guglielmini, lista Pavan. Dalle voci di corridoio pare che i due per poco non siano venuti alle mani, un quadro che solleva parecchie perplessità sulla situazione della politica cittadina. Le voci che mi sono state riferite sono di diverbi molto accesi. Ecco, se questo è quello che appare fuori addirittura in piazza pubblica, pensiamo a cosa non stia montando dentro alle stanze con le porte chiuse. A una prima ipotesi di candidato della maggioranza in qualità di presidente di Roberto Gerin, capogruppo della Lega, si è passata una seconda ipotesi di candidato presidente Antonio Guglielmini. Il problema qual è? Che questa lotta tra bande fa sì che l'amministrazione sia ancora più paralizzata e ancora più inconcludente di quanto non lo fosse prima. Bisogna trovare un accordo, afferma Poletto, ma visto quello che sta succedendo con lo stravolgimento all'interno del gruppo che ha supportato la sindaca Pavan con Fratelli d'Italia, che sta numericamente superando quota Lega, sarà molto difficile, anzi. Io direi che il disegno è chiaramente egemonico. Gli occhi non sono puntati sulla città, mentre non sono puntati neanche precisamente soltanto sul Presidente del Consiglio, gli occhi sono puntati a giugno 2024. In tutto questo abbiamo chiesto un intervento anche alla sindaca di Bassano, Elena Pavan, che ci ha liquidati con un messaggio in cui ha scritto di non avere dichiarazioni da rilasciare. Cambio di casacca per l'ex sindaca di Vedelago, Cristina Andretta, espulsa dalla Lega per aver sostenuto la candidatura di Marco Perin, torna dopo anni di politica sotto il simbolo del Carroccio a Forza Italia, partito con cui ha cominciato la sua esperienza politica e che in Veneto ha visto moltiplicare i tesseramenti. Il primo amore non si scorda mai. Torna a indossare la maglia azzurra Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago. Dopo anni sotto il simbolo del Carroccio, la tempesta politica che ha coinvolto la giunta spaccando la Lega in due e che ha visto vincere per il centrodestra Giuseppe Romano alle elezioni dello scorso maggio, l'Andretta torna al partito in cui ha iniziato la sua carriera politica. Con la consapevolezza magari diversa rispetto ad altri anni, un'esperienza magari alle spalle che ti fortifica, magari uno oggi si sente un po' più preparato per intraprendere un tipo di percorso più legato a un partito. Un partito inclusivo che secondo il coordinatore regionale dei berlusconiani Flavio Tosi può essere la soluzione giusta per intercettare quel bacino di astenuti che chiedono una rappresentanza moderata. Un attacco velato a Lega e Fratelli d'Italia, ma Tosi non si sbilancia. Il centrodestra è un grande contenitore che viaggia a livello nazionale come anche in Veneto intorno al 60% e all'interno del centrodestra si può essere travaso di persone e di voti. Adesso tocca a Forza Italia. In casa azzurri dunque si guarda già al 2024, elezioni europee e amministrative. Ottimismo che arriva dai numeri. In Veneto, fa sapere il coordinatore provinciale Fabio Chiessi, i tesseramenti sono aumentati di 20 volte in un anno. E Forza Italia sta dimostrando appunto che sarà presente in quasi tutti i comuni con il proprio simbolo e quindi con le proprie rappresentatività. Fino a un anno fa circa Forza Italia in Veneto aveva 300 tessere in tutto il Veneto, oggi siamo intorno alle 5.000. Una presenza importante, quella che Forza Italia vuole avere sul territorio. Oggi più che mai c'è bisogno di un'area moderata, abbiamo visto nascere tanti punti di riferimento, abbiamo visto provare tante persone in altri ambiti con altri partiti politici, ma di fatto Forza Italia è sempre rimasta. È trascorso un mese dal drammatico incidente in cui 21 persone hanno perso la vita precipitando con un autobus da un cavalcavia tra Mestre e Marghera, una tragedia per la quale rimangono aperti ancora troppi interrogativi.
La più giovane si chiamava Charlotte, di nazionalità tedesca, aveva soltanto 1 anno e mezzo. Era una delle 21 vittime del bus piombato giù dal cavalcavia di Mestre lungo via della Pila a Marghera, dove sono riuscite a sopravvivere 15 persone, con una bimba di appena 4 anni ancora in condizioni critiche all'ospedale di Padova. Ad un mese dalla strage, con le indagini della Procura di Venezia in corso, ancora tanti gli interrogativi aperti e un'unica terribile certezza, quella di un futuro strappato per chi non c'è più. E in più c'è tutta la vicenda umana di questo mese legato a valutazioni, verifiche. La gente ti ferma continuamente e chiede perché, cos'è successo. Noi sinceramente, io personalmente come assessore di questa città mi auguro che presto la Procura continui nelle valutazioni e che le indagini ci facciano capire a tutti noi quello che è veramente successo. Conoscere la verità rinchiusa in quella scatola nera, rimasta danneggiata dalla caduta prima e dalle fiamme poi, la cui memoria ora si spera di ritrovare grazie al suo salvataggio custodito a Francoforte, in Germania, tra le nuvole dei cloud. Credo che gran parte della verità stia su quel mezzo purtroppo distrutto che abbiamo oggi in area sequestrata in via Torino. Lunedì prossimo, 6 novembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Giovedì 9 la seconda perizia sul guardrail, ancora oggetto di sequestro, che pende con i suoi pezzi a brandelli sopra le teste di chi lo osserva dal punto della caduta del bus. È impressionante, proprio sulla pelle viva, vedere questi ferri, il guardrail appeso, sospeso. Sospesa come la verità chiesta per l'intera famiglia di nazionalità rumena sterminata dal bus, dalle sorelline Giorgina e Aurora, 13 e 8 anni appena, e ancora Daria e Anastasia, 12 e 10 anni, da quel bimbo mai nato e morto con la sua mamma Alessandra, che da 8 mesi lo portava in grembo. Verità chiesta da più comunità per tutte le vittime e i feriti nella strage del bus di Mestre, di quel tragico e maledetto 3 ottobre 2023. La Guardia di Finanza di Rovigo ha arrestato in flagranza una donna per estorsione ai danni di un uomo che ricattava con la minaccia di rivelare ai familiari di aver avuto un rapporto sessuale. Era stato l'uomo a denunciare il ricatto, aveva conosciuto 1 anno fa la donna su un social network e non riusciva a trovare via d'uscita dalle continue minacce e richieste di denaro e altri beni. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito la vicenda organizzando pedinamenti e osservazioni per documentare l'estorsione. Dopo l'ennesima richiesta, una busta di denaro segnata è stata lasciata nella cassetta per la pubblicità del condominio della donna. Dopo qualche minuto la donna è scesa e l'ha presa. In quel momento i militari sono intervenuti e l'hanno arrestata in flagranza di reato. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare. Il GIP del Tribunale ha disposto per la donna la misura cautelare dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 200 metri. Ci fermiamo ancora per un istante e torneremo tra poco per parlare delle celebrazioni del 4 novembre in Veneto. Bentrovati a Focus TG. Dunque oggi è il 4 novembre, una festa nazionale che ricorda l'armistizio di Villa Giusti. L'armistizio è entrato in vigore per appunto il 4 novembre del 1918 al termine della Prima Guerra Mondiale, che riportò sotto il Regno d'Italia i territori di Trento e Trieste. È una giornata di celebrazioni ufficiali in cui si celebra la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Andiamo allora a Padova per vedere cosa è successo stamattina. Padova celebra la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate a Villa Giusti, dove venne sancito l'armistizio che mise fine alla Prima Guerra Mondiale, e poi sull'Iston deponendo le corone d'alloro per ricordare i caduti della Grande Guerra.
Una giornata per celebrare l'unità del nostro paese, per ricordare il sacrificio di tante vite e il senso di comunità e di popolo che è nato durante la guerra. Ma soprattutto quest'anno, il 4 novembre, ha voluto essere l'occasione per parlare di pace. In questo periodo un valore che deve essere ribadito più che mai alla luce del conflitto in Medio Oriente. È una giornata che va illustrata, spiegata anche ai giovani, anche alla luce di quello che sta succedendo e anche per spiegare quello che è l'impegno delle forze armate per la difesa della pace ogni giorno. La missione delle forze armate è la difesa del territorio nazionale e contribuire alla sicurezza delle alleanze di cui fa parte, ed è il compito che i nostri uomini e le nostre donne stanno portando avanti anche in Libano in questo momento, in un confine delicato, quello che è tra Israele e il Libano. Un messaggio che si è voluto spiegare soprattutto ai bambini della scuola primaria padovana, che hanno cantato davanti alle autorità l'inno nazionale nel momento solenne dell'alzabandiera. Spiegare quanto è importante la patria, quanto siano importanti le persone, i militari, in questo caso le forze armate, che lavorano per la pace, per la giustizia, per la libertà, non per la guerra come si possa semplicisticamente pensare, perché in realtà nessuno più delle forze armate sa quanto sia orribile la guerra. I venti attuali di guerra in giro per il mondo lo confermano, e quanto invece sia importante la pace. Adoperarsi tutti noi nelle nostre funzioni di forze armate e anche di forze di polizia a favore della giustizia, della libertà, della democrazia, mi lasci aggiungere, come nel nostro paese. Presenti alla cerimonia ufficiale le istituzioni militari e civili, con in testa il sindaco Sergio Giordani, il prefetto di Padova Francesco Messina e l'onorevole del PD Andrea Crisanti. Dunque, le celebrazioni del 4 novembre a Padova si sono doverosamente svolte a Villa Giusti, luogo in cui fu firmato il 4 novembre del 1918 l'armistizio tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Dalla Grande Guerra è trascorso più di un secolo, eppure molti territori del Veneto continuano a restituire ordigni bellici utilizzati in quei drammatici anni. Ebbene, a Marostica il 4 novembre è stato celebrato anche con una mostra di ciò che si è trovato sotto questo punto di vista. Vediamo. 4 novembre, anniversario della vittoria, l'importanza di ricordare una delle pagine più drammatiche della nostra storia e far sì che anche i giovani, soprattutto i giovani, vengano coinvolti. Io mi trovo assieme al vice sindaco di Marostica Valentino Scomazzon, e anche a Marostica si è tenuta una toccante cerimonia oggi. Sì, direi anche che questo 4 novembre 2023 coincide con tutte le cerimonie che sono state fatte per festeggiare i 100 anni della sezione alpini di Marostica, e in tutte queste manifestazioni si è sempre ricordato quello che è scritto sulla colonna mozza di Monte Ortigara, per non dimenticare, e la presenza quindi dei ragazzi oggi delle scuole va proprio a coincidere con questa scritta, per non dimenticare, perché noi passiamo il testimone a loro perché possono continuare a non dimenticare tutti quelli che sono morti e che continuino a celebrare questa festa il 4 novembre. Non dimenticare le tragedie della guerra, considerando che proprio in questi giorni in tante parti del mondo si stanno combattendo guerre e stanno morendo tanti civili. È vero, purtroppo la storia non ci ha insegnato niente e continuiamo a vedere queste guerre che continuano a esserci, ma che poi alla fine non risolvono niente. Quindi speriamo che i politici del mondo riescano ad avere un attimino di intelligenza e capire di fermarsi, e con la diplomazia vedere di risolvere i problemi. I giovani potrebbero essere davvero messaggeri forti, importanti, per lanciare questo vero e proprio messaggio alle persone, alla gente. Sì, è quello che noi di una certa età dobbiamo cercare di trasmettere ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi devono partecipare a queste manifestazioni, quindi ringrazio la dirigente, ringrazio gli insegnanti che per la prima volta finalmente hanno portato gli alunni di Marostica a questa cerimonia. Ecco, con la loro presenza e le nostre testimonianze dobbiamo cercare di cambiare il trend di quello che è un po' la vita di oggi. E poi, proprio in occasione di questo 4 novembre, viene inaugurata al Castello Inferiore di Marostica
Marostica una mostra di reperti bellici recuperati, trovati sulle nostre montagne, sull'altopiano di Asiago, ma anche sul Monte Grappa, che sono stati proprio teatro di guerra, teatro di crudeltà, teatro di morte. Assieme ad Alessandro Maroso, che è il presidente dell'Associazione Ricercatori Amici della Storia di Marostica, proprio è stata inaugurata questa rassegna e ancora una volta giovani protagonisti. Sì, decisamente questo è un aspetto molto importante di questa nostra mostra. E diciamo che siamo partiti da un gruppetto di una decina di persone e adesso abbiamo un'associazione che si avvicina come numero alle 300 unità. Abbiamo soci in tutta Italia praticamente, ma questo non è la cosa importante. L'importante è che ci sono molti giovani. Certo. All'interno della nostra associazione ci sono molti giovani perché, come diceva il vice sindaco, l'importante è trasmettere a loro i valori, passare a loro il testimone, e quindi questa mostra è il cammino di 20 anni della nostra associazione. Dall'inizio, quando eravamo in pochi, alle mostre, a quello che abbiamo fatto, il recupero di manufatti, ai libri, alle pubblicazioni, le collaborazioni con le varie amministrazioni, perché ci sembra che questo sia uno dei motivi delle cose più importanti. Noi ormai manteniamo viva la memoria, però è giusto che questi ragazzi che sono qua presenti stamattina la capiscano, la recepiscano come propria. Quindi... Tra l'altro poi ci sono dei reperti, dei pezzi che fanno toccare con mano, mi passi il termine, la definizione, toccare con mano quello che è stato la guerra. Sì, ecco, diciamo che questa mattina abbiamo chiesto ai soci, ai tanti soci, di mettere alcuni pezzi, esporre alcuni pezzi non per il loro valore, ma per il significato che avevano, non so, nel momento del ritrovamento, perché, non so, io ho messo una punta di una baionetta trovata a 10 metri dalla colonna Mozza, pezzo di ferro se si vuole, però il suo aspetto simbolico e storico è importantissimo per conto mio. Quindi i soci hanno esposto qualcosa che loro ritenevano importante, che aveva un valore morale e anche storico se si vuole, non veniale. Queste dunque le celebrazioni del 4 novembre a Marostica, così come ce l'ha raccontate Vanessa Banzato, ed è anche l'ultimo contributo, quello con cui si conclude questa edizione di Focus TG. Nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta, vi ricordo anche l'informazione di Rete Veneta che ripartirà a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire quello di Vicenza. Grazie per averci seguito, arrivederci.